Tornando a qualche giorno fa a Piazza dei Signori a Verona, abbiamo assistito, come spesso accade quando parliamo di uomini politici veneti, abbiamo assistito ad una vera lezione di pragmatismo e ce l'ha data il Doge veneto Luca Zaia. Sentite un po'. E siamo convinti che non c'è un sistema solo per sistemare l'economia, è quello di far pagare chi spreca e di salvaguardare chi lavora e produce come il Nord. Fatto una riforma delle pensioni. Col sistema vai avanti te che a me viene da ridere, ci siamo andati solo noi in piazza. Quella riforma delle pensioni tocca le pensioni di anzianità, che sono l'80% delle pensioni del Nord. Quella riforma delle pensioni mette in discussione gli esodati, che sono anche questi del Nord. In Veneto ce ne sono 50.000. Quali sono le soluzioni? Ma noi ne abbiamo una sola di soluzione. Siamo convinti innanzitutto che ci debba essere una priorità nel pagare le tasse. Prima le pagano i ricchi e dopo le pagano i poveri. E poi, siccome bisogna essere operativi, siccome bisogna guardare al concreto, noi siamo stanchi di pagare per gli altri. Allora facciamo una proposta a questo governo, che si intende tanto di economia, Avete capito? Basta comprarsi una calcolatrice, lo sapete fare anche voi, La proposta gliela facciamo. C'è 1966 miliardi di euro di debito pubblico. Ci costano all'incirca 80 miliardi all'anno di interessi, che è quelli che lo Stato paga sui titoli di Stato a chi va a sottoscrivere i titoli. Allora, premesso che il debito pubblico se lo sono fatti la Sicilia, la Calabria, la Campania e tutta sta gente, premesso questo, noi facciamo una proposta, perché siccome non siamo dei delinquenti, conosciamo la solidarietà e la sussidiarietà nazionale, diciamo, dividiamoci il debito pubblico. Il Veneto si porta a casa la sua fetta. Io ho fatto due conti, in una trentina d'anni con mutuetto che ci faremo, anche abbassando le tasse ai Veneti ce lo paghiamo, però voi fuori dalle palle poi. Allora, queste le parole shock tra virgolette, parole decise e che a me sono piaciute davvero tanto, pronunciate dal governatore del Veneto Luca Zaia domenica a Verona in Piazza dei Signori. Benvenuto, buon pomeriggio e buona Padania a Federico Caner, capogruppo della Lega Nord a Palazzo Ferrofini. È quello il palazzo, è vero Federico Caner? Sì, è questo. Ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Benvenuto Federico. E, come dire, le parole decise di Luca Zaia non lasciano, come dire, luogo a fraintendimenti, mi sembra di capire. Ma assolutamente no, io condivido in pieno ciò che ha detto il nostro governatore. La ricetta è molto semplice, ormai siamo alle fasi finali di uno Stato che purtroppo ormai rischia di essere veramente vicino al default, se non lo è già. Quindi quale altra soluzione se non quella di dire bene, ripartiamoci la nostra fetta di debito pubblico, ce lo paghiamo come i veneti hanno sempre fatto, tanto voglio dire, anche se non facessimo questa operazione continueremo comunque a pagare per gli altri, no? Lo stiamo già facendo, allora a questo punto che ci assegnino la nostra quota paghiamo, però poi come dice il governatore fuori dalle palle, cioè non rompeteci più le scatole, lasciateci le risorse a casa nostra, ci paghiamo il nostro debito anche se non è nostro ma l'hanno fatto gli altri, ma almeno ci consente di ripartire, ma soprattutto di riaiutare i nostri imprenditori, la nostra economia e quindi poi automaticamente la nostra gente, perché significa ridare posti di lavoro, perché io ricordo sempre che il concetto di dire aiutare i nostri imprenditori non è una questione settoriale, è fondamentale, perché se non ripartono le aziende non ci sono neanche i posti di lavoro e quando non ci sono posti di lavoro significa impoverimento generale per tutti quanti, anche per il dipendente pubblico che è mantenuto di fatto dalle tasse pagate dagli imprenditori e dai dipendenti privati. Quindi è un sistema che si regge in piedi soltanto se c'è un equilibrio, altrimenti salta tutto. Questo è il ragionamento molto semplice. Allora, detto questo, domanda numero 1. In Consiglio regionale in Veneto ne avete parlato anche che gli altri gruppi consigliari degli altri partiti che cosa hanno detto di questa proposta? Come è stata recepita anche dall'opinione pubblica? Come ha reagito l'opinione pubblica stessa dalle parole di Luca Zaia? Ovviamente non l'hanno recepita bene, nel senso che gli altri gruppi politici ci dicono che è una proposta non fattibile.
gli stessi mass media ne danno rilevanza. Guarda, è un po' che noi abbiamo buttato fuori questa proposta, anche supportata da dati tecnici e economici, però anche i mass media locali la trattano come una boutade estiva che non ha possibilità di andare in porto. In realtà non è così, perché la possibilità ce l'avrebbe, soltanto che ci vuole una scelta forte da parte anche di uno Stato che ci consenta di far questo. Se non ci consente di farlo, dovremmo farlo scendendo in piazza, ma vedi, queste cose qua non le puoi fare tranquillamente con la politica che fa un progetto di legge regionale o cose di questo tipo. Qui ci vuole la gente che si rompe le palle e scende in piazza e dice adesso facciamo come diciamo noi. Se noi non abbiamo la forza del nostro popolo non riusciamo a portare a casa una cosa di questo tipo. Questo è chiaro, ma è poco ma sicuro. Allora, Federico Caner, facciamo i conti, come si dice in questi casi, i conti della serva. A quanto ammonterebbe una situazione del genere il debito pubblico assegnato al Veneto? Si sa bene o male a quanto ammonterebbe? Si parla di circa 150 miliardi di euro, perché si fa una conta, se non leggo male, di 32.000 euro pro capite, quindi per circa 5 milioni di abitanti del Veneto sarebbero più o meno 153 miliardi. Detto questo, come si pagano 153 miliardi? Luca Zaia ha detto ci facciamo un mutuo. Sì, ma quali banche hanno fresca, pronta cassa 153 miliardi di euro, 300.000 miliardi di vecchie lire, tanto per capirci? Ma secondo me non è che tu prendi questi soldi dalle banche, semplicemente noi potremmo essere in grado di fare dei bond veneti, per esempio, no? Si parla tanto dell'Eurobond, si parla tanto dei BOT e BTP nazionali. Secondo me noi potremmo lanciare dei bond veneti. La credibilità del Veneto rispetto all'Italia nel resto del mondo è molto più elevata, perché tutti sanno che i veneti, così come anche i lombardi, che potrebbero fare la stessa cosa, o gli emiliani, sono regioni e popoli che lavorano e sono in grado di... Ecco Federico, c'è un piccolo particolare, scusa se ti interrompo. Allora, abbiamo ristabilito il collegamento con Federico Caner, che si è sentito mancare nel momento in cui gli abbiamo proposto lo scambio alla pari tra Formigoni e Zaia. Esatto. Caner, sveglia. No, stavamo scherzando. Un mancamento. Stavamo scherzando. Anche il mio telefono ha avuto un mancamento, è caduta la linea. Ecco, stavamo scherzando. No, Luca Zaia lo lasciamo lì prima che qualcuno si arrabbi, poi magari ci rimandano indietro Formigoni. Vabbè. Detto questo, no, allora, tornando seri in questo momento, Luca Zaia ha fatto proposte interessanti come questa, ha fatto proposte interessanti come quella di versare l'IMU alla Regione e non a Roma. Tutta una serie di proposte che sono concretamente attuabili. Poi domenica, sempre dal palco di Piazza dei Signori, è stato detto che alla Regione Veneto, ma anche alla Regione Piemonte, in parte forse, anche alla Regione Lombardia, si accolleranno gli esodati, la quota di esodati che sembrerebbe stazionare qui al nord, quella categoria di sventurati. 60.000, se non ricordo male, sono esodati veneti. Ecco, notizie alle quali crediamo seguiranno poi dei fatti. È questa la verità oppure no? Sì, ovviamente la nostra è una proposta politica. Ovvio che ci rendiamo conto che è di difficile attuazione, nel senso che non ce la vogliono far fare, come tutte le proposte che purtroppo in questi anni la Lega Nord ha fatto, pur essendo proposte molto condivisibili. Secondo me però tecnicamente è possibile fare ciò che proponiamo, ci vuole soltanto la volontà politica. Stavo dicendo, quando è caduta la linea, che noi possiamo recuperare quei soldi non andando in banca e facendoci prestare 153 miliardi, ma emettendo dei bond veneti, per esempio, e fare ciò che praticamente sta facendo lo Stato italiano. Ma qual è la differenza? La differenza è che lo Stato italiano è praticamente in default, perché non è in grado di ripagare gli interessi sui BOT, sui BTP. Perché? Perché ha una struttura centrale che ormai costa troppo, e il Veneto invece è un'amministrazione virtuosa da questo punto di vista, quindi la credibilità che noi abbiamo a livello europeo e internazionale farebbe sì che i nostri bond veneti verrebbero allocati nel mercato internazionale con dei tassi anche
bassi e ci permetterebbe in sostanza di avere questa liquidità, di ripagarci il nostro debito pubblico e di riuscire ad avere risorse per spenderle a favore della ripresa economica del nostro territorio. Questo è il concetto. Io ho una tabellina che ci dice in sostanza che la percentuale sul PIL che ha l'Italia, lo sappiamo, il debito pubblico sul prodotto interno lordo è del 120%. Se noi fossimo staccati da questa logica e agissimo come stavo dicendo, noi come Veneto avremmo il 74,8%, cioè saremmo sotto la media dell'Unione Europea, sotto la media della Germania, della Francia, tanto per dirti alcuni stati, no? Quindi paradossalmente noi avremo la possibilità tranquillamente di ripagare il nostro debito, ma soprattutto di avere un'autonomia finanziaria impositiva anche, perché a questo punto noi le mettiamo le tasse, ma se vogliamo le togliamo anche, o aumentiamo, se vogliamo diminuiamo le aliquote delle nostre tasse, cioè riusciamo ad avere quell'autonomia impositiva e anche finanziaria che ci permetterebbe di essere autonomi. Ecco, questa è la sfida reale. La cosa è fattibile. Chiaro che o ci vuole un appoggio, cioè ci vuole che qualcuno si renda conto che ormai siamo arrivati agli sgoccioli e questa può essere l'unica via, soprattutto per il nord e quindi per le regioni del nord, e quindi anche altre regioni ci seguono, Piemonte in primis, visto che anche lì abbiamo il governatore, ma soprattutto che ci sostenga la gente, perché se la gente non crede in questo progetto è ovvio che rischia di essere una buttarda che non arriva da nessuna parte. Insomma, questo bisogna dirlo con estrema Ecco, qui mi incuneo con un SMS lanciato da un'ascoltatrice, Claudia, che dice: Zaia, ti sei svegliato un po' troppo tardi, però. Cosa rispondi, Federico? No, non si è svegliato tardi. La verità è che fino ad ora, diciamoci anche la verità, qualcuno pensava che questo governo, il governo Monti, risolvesse tutti i mali. Noi le avevamo detto che questo governo molto probabilmente non avrebbe risolto nulla e avrebbe soltanto fatto gli interessi dei poteri forti e delle banche. Ora ci siamo arrivati, però vedi, il problema è sempre il solito. La gente si deve rendere conto delle questioni e tante volte si rende conto in ritardo, perché quando la Lega ha fatto tante proposte di questo tipo, e io ricordo anche quando la Lega diceva che l'euro non poteva stare in piedi, cioè all'epoca, quando è stato creato l'euro, uno dei pochi partiti che diceva che questa era una cavolata è stata la Lega Nord, e nessuno ci ha seguito. Tutti ci hanno detto che se fossimo rimasti fuori dall'euro saremmo morti. Allora io mi rivolgo a queste persone e dico, cittadini ma anche e soprattutto economisti, professori, magari professori della Bocconi che poi fanno queste cose qua, ecco, guardate l'Inghilterra. L'Inghilterra è l'unico paese che è rimasto fuori dall'euro ed è l'unico paese che in questo momento non soffre dal punto di vista economico. Io guardavo i dati l'altro giorno della vendita delle auto, tanto per farti un esempio. Tutti i paesi dell'area euro, chi più chi meno, sono in difficoltà, compresa la Germania, meglio degli altri paesi, perché se la Francia, la Spagna, l'Italia hanno completamente perso fette del 30% di mercato di delle auto, la Germania molto meno, l'Inghilterra era col segno positivo. Questo vuol dire? Eppure loro non hanno l'euro, hanno la sterlina. Allora, all'epoca, se ci avessero seguito, forse non saremmo in questa situazione. Quindi Zaia non è che si sia svegliato tardi, è che anche lui fa le battaglie con le norme che noi abbiamo a disposizione. Noi purtroppo attualmente come Veneto siamo ancora territorio italiano e stiamo sotto lo Stato italiano, però adesso, che rischia di saltare per aria, adesso è il momento giusto per fare determinate scelte forti. Quindi secondo me al momento non siamo in ritardo, siamo giusti, bisogna avere il coraggio di farlo e bisogna avere la gente dalla nostra parte. La gente deve pensare che non può voler le riforme semplicemente delegandole con un voto. Anche perché purtroppo se la Lega avesse avuto il 51% dei consensi e avessimo portato a Roma metà dei parlamentari, no, e dei senatori, probabilmente qualcosa in più si sarebbe fatto. È come essere soci, io dico sempre, di una società per azioni o un SL. Se tu hai il 5% della società conti come il 5%, se tu hai il 51% della società comandi. Questa è la verità delle cose, no? Purtroppo la gente ti dà il voto, anche quelli che non hanno votato Lega ti dicono ma noi dalla Lega ci saremmo aspettati di più, ci saremmo aspettati le riforme, le cose. Ma allora perché non ci hai votato?
Io sento tanta gente in giro che adesso ci chiede esattamente le cose che noi abbiamo sempre detto, ma non ci ha dato il voto, gente di sinistra. Allora io dico, ma è possibile una cosa di questo tipo? È possibile, basta ascoltare Radio Padania, ogni tanto qualche matto così configurato chiama anche qui, chiama anche durante che aria tira. Allora, Federico Caner, capogruppo della Lega Nord in Regione Veneto, una domanda: hai tempo, voglia, possibilità di rispondere alle domande dei nostri ascoltatori? Sì, certo. Sì, allora 0266203529, apriamo le linee nell'attesa, visto che hai citato l'Inghilterra, anzi la Gran Bretagna, io vorrei farti ascoltare brevemente, ti chiederei un commento su delle brevi riflessioni fatte al G20 dal premier britannico David Cameron, che ti potrebbero colpire. Senti un po'. Se parte, vediamo un po' se riusciamo a far partire il servizio. Eccolo qua. Colombo? Accaparrarsi i ricchi, teatro della contesa, il G20 in mezzo. David Cameron ha fatto proposte ai contribuenti francesi con reddito superiore al €1.000.000. Se Parigi applicherà veramente questa aliquota al 75%, noi srotoleremo il tappeto rosso per le imprese francesi che preferiranno pagare le tasse nel Regno Unito, e questo ci aiuterà a finanziare i servizi pubblici e le scuole. Rifugiarsi nella City abbandonando la Défense, il quartiere degli affari parigino? La risposta è arrivata dal ministro del lavoro francese Michel Sapin, che invece del tappeto rosso ha srotolato l'ironia. Attenzione, sulla manica il loro tappeto rosso rischia di bagnarsi. Il governo francese scommette sul patriottismo delle aziende, ma a scanso di tentazioni promette: per controbilanciare l'aumento delle imposte verranno varate misure che favoriranno gli investimenti e le imprese. Allora, in soldoni, se Parigi applicherà veramente questa aliquota al 75%, noi srotoleremo il tappeto rosso per le imprese francesi che preferiranno pagare le tasse nel Regno Unito, e questo ci aiuterà a finanziare i servizi pubblici e le scuole. Sentito poco fa, firmato David Cameron, premier britannico, quindi capo del governo britannico. Federico Canera. Cioè, quindi sta facendo, se non ho capito male, perché purtroppo ho un po' di problemi col telefono, ogni tanto mi cade la linea. Se non ho capito male, lui propone alle aziende francesi di andare di là. Di andare di là dicendovi: se in Francia aziende francesi vi fanno pagare il 75% di tasse, le aliquote, perché bisogna finanziare tutti i debiti pregressi, la crisi e quant'altro, voi venite da noi, dice David Cameron, che le tasse ve ne facciamo pagare poche e vi diamo tutto quello che vi serve. Ecco, firmato non un paradiso fiscale, non Liechtenstein, non Svizzera, non Isole Cayman o via dicendo, firmato Gran Bretagna, quindi una potenza, l'impero britannico, potenza nucleare, potenza economico-finanziaria di primo ordine, eccetera, eccetera, eccetera. Chi oserebbe dire qualcosa, a parte qualcuno del governo tecnico Monti, chi oserebbe dire qualcosa a David Cameron? Ma guarda, io ti dico una cosa: a me piacerebbe che il governo Monti andasse a guardare cosa sta già attualmente succedendo in Veneto, che è esattamente la stessa situazione che tu adesso mi stavi prospettando del premier inglese nei confronti della Francia. Noi abbiamo settimanalmente delle persone che arrivano dalla Carinzia, dall'Austria, girano il nostro territorio veneto e vanno a spiegare ai nostri imprenditori tutti i vantaggi fiscali e le possibilità anche logistiche che avrebbero i nostri imprenditori se scelgono di andare ad investire in Carinzia e portare via le nostre aziende dal territorio veneto. E purtroppo questo sta già accadendo, e l'Austria è all'interno dell'Unione Europea, è zona euro, no? Area euro. Eppure molti dei nostri imprenditori stanno chiudendo le aziende in Veneto, in particolare io che sono trevigiano e la mia provincia è tra l'altro a est del Veneto, nel nord-est del Veneto. Poi parleremo anche di questo, Poi parleremo anche di questo alla fine. Esatto, e molti di questi se ne stanno andando facendo questo. Allora, questa diventa una concorrenza sleale, parimenti a quella, se vogliamo, internamente anche delle regioni a statuto speciale, perché anche questa noi la viviamo un po' come una cosa che onestamente non va bene, non perché non vada bene la regione a statuto speciale, magari lo fossero tutte, però ovviamente se soltanto qualcuna è a statuto speciale e qualcun'altra no, ovviamente una concorrenza sleale interna si crea. Ma il fatto che lo faccia l'Austria, e purtroppo molte delle aziende stanno già facendo questo, ci mette in ginocchio. Ecco che queste sono condizioni che non possono avvenire, ecco perché l'euro
e la situazione dell'Europa unita così come è stata concepita è sbagliata, perché poi situazioni di questo tipo avvengono, perché tu devi avere tassazioni simili, bilanci simili per poter fare una moneta unica. Nel momento in cui tu hai bilanci diversi, situazioni economiche diverse, infrastrutture diverse e tassi di interesse diversi, automaticamente avvengono situazioni di questo tipo che vanno ad arricchire alcuni territori e purtroppo depauperano degli altri territori. Quindi i territori più forti, gli tedeschi, in questo momento stanno facendo shopping in Italia. Ecco, e il governo Monti sta agevolando questa situazione perché sta distruggendo la nostra economia, le nostre imprese che si impoveriscono. Questi arrivano e portano via tutto il know-how, il marchio e tutto quello che gli interessa e se lo portano nel loro stato. Da qui a qualche anno, forse qualche mese, noi ci troviamo che non solo abbiamo il deserto al sud, ma abbiamo il deserto anche al nord e purtroppo se fino ad ora il nord ha pagato anche i debiti del sud e male il sistema è stato in piedi pur creando questi debiti qua, un domani l'altro salta tutto il sistema, perché quando si ferma la locomotiva del nord a causa di queste cose che ti ho appena detto salta completamente il sistema. Se Monti non si rende conto di questo, io mi chiedo che senso ha fare sacrifici, poi ti lascio se ci sono delle domande. Ci sono gli ascoltatori. Che senso ha sì. fare dei sacrifici per tenere la parità di bilancio, per tenere questo debito pubblico che comunque aumenta lo stesso, e quindi aumentare tasse semplicemente per fare aumentare un po' meno il debito pubblico, no? Distruggendo l'economia. Io a questo punto applicherei una politica totalmente diversa, quasi di tipo keynesiano, cioè abbasso le tasse o faccio investimenti a costo anche di aumentare il debito, il buco in questo momento qua, ma do ossigeno alle imprese. Il patto di stabilità in questo momento va tolto. I comuni devono avere la possibilità, che hanno i soldi in cassa fermi, di pagare le proprie imprese, perché solo così noi facciamo ripartire l'economia, altrimenti qui ci sarà il deserto, altro che parità di. Sì, io concordo con entrambi gli interventi. La prima telefonata conferma che anche in Lombardia avviene esattamente quello che avviene in Veneto, qui con la Carinzia, lì con la Svizzera. Il secondo intervento è ciò che sostenevo anch'io, cioè secondo me la gente viene così un attimo distratta dalla situazione attuale con altre questioni. Io penso onestamente anche quello che ha investito la Lega stessa, guarda caso noi eravamo l'unico partito che era in contrasto all'opposizione con questo governo ed è stato massacrato. Ovviamente è stato fatto per farci perdere credibilità su alcune cose, per carità abbiamo anche noi le nostre colpe ed è giusto dirlo, però sicuramente è stata esagerata, ingigantita questa situazione, perché l'interesse era quella di distruggere l'unico partito che forse stava dicendo qualcosa di giusto in termini economici di ciò che stava accadendo nel nostro paese. Probabilmente, guarda, io sono convinto di una cosa, che prima o poi verrà fuori che avevamo ragione. Il problema è che rischia di venire fuori troppo tardi, cioè ci diranno che avevamo ragione quando ormai i buoi sono scappati dalla stalla, chiudiamo le porte quando i buoi sono scappati. Ecco, questo è il problema. Ecco, detto questo, insomma, c'è modo di dare un seguito alle proposte di Luca Zaia? Oddio, c'è modo di metterle in pista anche in breve tempo, o forse è meglio aspettare il Congresso federale in cui si delineeranno le strategie globali della Lega Nord, oppure il Veneto secondo te vuole agire di testa sua? Cioè volete agire voi come apripista per la vostra nazione, per la vostra regione, per chi ci sta ascoltando che non capisce il linguaggio Lega? Ecco, giusto per essere chiari. Ecco, quale delle due strategie potrebbe delinearsi secondo te? Io credo che Zaia è sicuramente il governatore del Veneto, però Zaia è anche, oltre che un militante della Lega, un punto di riferimento importante per la Lega. Quindi io vorrei che tesi di questo tipo fossero anche discusse dal partito intero, quindi il fatto di aspettare il Congresso federale credo sia giusto, anche perché voglio dire ormai è alle porte, insomma stiamo parlando del 1 luglio, quindi secondo me è una proposta che si può portare avanti, anche perché potrebbe essere portata avanti anche con i nostri parlamentari, anche perché, ripeto, è una proposta che anche se formalizzata tecnicamente, ma deve trovare un consenso, perché
se si vuol fare le cose in maniera legale e democratica, altrimenti non resta che, passami il termine, una rivoluzione di tipo popolare, ma a quel punto allora poi queste sono proposte che non serve più definirle in maniera preventiva e tecnica, ma a quel punto, una volta che si è creata questa... Abbiamo perso ancora Federico Caner, crediamo. No, sì, sentiamo Roberto Colombo, chiedo Federico, ci sei? Sì, ecco, adesso ti sentiamo, sì, prego. C'è qualche problema di linea. Ecco, li avevo anch'io fino a qualche mese no. fa, poi li ho risolti. Sì, non so dove sei arrivato, fino a dove mi hai sentito. No, ti abbiamo sentito fino in fondo, insomma, su tutta la vicenda, contestualizzata sul fare, sul congresso e sul futuro, insomma, delle situazioni. Un'ultima domanda, caro Federico, per quel che riguarda qualche giorno fa, ci sono 2 ascoltatori in linea, ma la domanda io te la voglio fare comunque perché il tempo è poco ed è interessante. Settimana scorsa sul Gazzettino, a proposito della provocazione di Luca Zaia sull'IMU versata alla Regione, tanti sono stati gli imprenditori intervistati. Un nome che a me spesso e volentieri risulta noto è quello di Marina Salomon, perché spesso la sento disquisire di politica, di economia e quant'altro in una trasmissione radiofonica a livello nazionale molto importante, che dice: la proposta di Zaia desta curiosità ed è degna di riflessione. Non ce l'ho contro Equitalia, è stata efficiente nel recupero dei tributi, ci sono dei casi di gente disperata, questo è vero, ma non dimentico che comunque Equitalia ha fatto arrivare denaro di gente che faceva la furba. Lo Stato il denaro lo deve raccogliere. Premetto che non ho votato Lega, ma guardo con interesse quello che Zaia e Tosi stanno facendo. Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna forniscono tasse per pagare il buco di altre regioni del sud e non solo. E questo mi rode, dice la Salomon, che ipotizza i vantaggi di un sistema diverso. Se fossimo una regione autonoma, quanti soldi mi tornerebbero indietro? Non sto parlando di secessione, ma di un sentire comune. Siamo tutti stufi di pagare i dipendenti in eccesso di altre regioni che largheggiano. Che ne pensi? Mi fanno anche piacere. Sul concetto di Equitalia onestamente non condivido, perché infatti, cosa ha fatto Equitalia per noi? Anche perché il Veneto ha una bella percentuale di imprenditori suicidi negli ultimi 3 anni. Sì, ecco, appunto. Forse... Ma perché? Perché come al solito purtroppo lasciano gestire queste cose a un manipolo di dipendenti che per carità fanno il loro lavoro, ma applicano la questione in maniera molto burocratica, quindi loro dicono tu devi pagare, queste sono le scadenze, ma non hanno la flessibilità di capire anche quello che è il momento economico che noi stiamo vivendo, e quindi capire che in questo momento non puoi andare a esagerare o a chiedere una sovratassazione alle aziende che veramente sono in difficoltà. Ecco, quindi un po' di elasticità solo il politico può darla, però deve farla. Purtroppo loro hanno l'ordine dall'alto di non avere elasticità, perché questo è un governo tecnico che gli interessa soltanto tirare su soldi. Mentre sul resto del discorso della Salomo io sono perfettamente d'accordo, però mi chiedo anche dove erano questi imprenditori, questi grandi imprenditori, perché ricordiamoci che i piccoli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, questa gente qua è sempre stata dalla nostra parte da questo punto di vista, ma i grandi industriali, i grandi imprenditori purtroppo fino all'altro giorno difendevano determinate situazioni perché facevano parte di questo sistema, no? E difendevano anche il governo Monti appena insediato, pensando che fosse la soluzione di tutti i mali. Ecco, ora si stanno rendendo conto che la situazione non è questa e fanno discorsi leghisti. Se questo l'avessero fatto qualche tempo fa, forse noi non saremmo in questa situazione adesso. Che ci diano la possibilità, ecco, tanto per arrivare, visto che tu sei uno molto concreto e molte volte mi dici cosa possiamo fare a questo punto di concreto. Allora, noi la proposta la possiamo anche portare a livello di Stato centrale, quindi governo, che gli imprenditori escano e ci appoggino su questa cosa qua. Io voglio vedere se una Confindustria veneta piuttosto che una Confindustria del nord, quindi sia quella lombarda, emiliana, in massa va di fronte al governo e dice questa è la situazione, o ci fate fare questa cosa qua, altrimenti noi vi diamo le chiavi delle nostre aziende e poi ve le andate a gestire voi. E quando i nostri lavoratori se ne stanno a casa perché non riusciamo ad andare avanti, quindi chiudiamo le nostre fabbriche, voglio vedere come riuscite a pagare tutte le spese che lo Stato centrale sta facendo, ma anche come andrete a pagare le pensioni se non c'è più chi le ripaga, chi produce per pagarle. Quindi ecco, questa potrebbe essere una rivoluzione, secondo me,
democratica, quindi nessuno dice prendiamo i fucili sotto braccio, però una rivoluzione di questo tipo, ma tutti assieme, non può farlo soltanto il governatore Luca Zaia. Cioè, su questo scusami se insisto, sì. Però ormai è passato il concetto che quando uno ti ha votato, ti ha delegato, tu devi risolvere i problemi. I problemi ormai sono talmente difficili, concatenati, siamo in una situazione tale che si può uscirne soltanto tutti assieme. Allora, se c'è un peso specifico importante, questo non è soltanto quello del governatore Luca Zaia, ma deve essere di tutta la società civile veneta in questo caso, se la proposta parte dal Veneto, ma io mi auguro che parta un po' anche da altre regioni del nord che sono nella stessa situazione. E se tutti vanno a battere i pugni insieme, con gli imprenditori in primis, io sono stato al convegno di Un'Industria a Treviso, sì. E il Vardanega, che è il presidente industriale di Treviso, diceva queste cose qua. Peccato poi però che il rappresentante, il presidente di Confindustria, a livello regionale o ancora di più nazionale, poi magari cerchi di mitigare certe affermazioni e quindi va. Pronto? Abbiamo perso. Bisogna essere uniti, dobbiamo essere un pugno chiuso contro lo Stato centrale se vogliamo fare le riforme. Allora, Federico Caner, grazie per essere stato con noi. Mi piace questo piglio, mi piace questo modo di intervenire. Potrebbe essere il piglio del prossimo sindaco di Treviso, potrebbe essere un auspicio. Che cosa ne pensi? Guarda, è un tema delicato, anche perché sai che a Treviso abbiamo il mitico Giancarlo Gentilini e io sono suo devoto, no? Ecco. Oltre che essere così un ammiratore come tanti cittadini trevisani. Però guarda, forse è meglio. E sei juventino come lui anche. Come? Dico, sei juventino come Gentilini anche. Sì. Appunto, infatti ho detto forse è meglio se parliamo di Juve. Comunque ricordati che sono sempre 30 sul campo. Bene, molto bene, questa è una bellissima notizia, 30 sul campo, mentre come ha detto qualcuno per l'Inter 30 se c'è campo. Ma adesso chiudiamola qui. Grazie a Federico Caner per questa bella chiacchierata, ci risentiremo presto, grazie davvero per il tempo dedicatoci, buon lavoro e buona Padania. Grazie a te, presto, ciao. Grazie a Federico Caner, capogruppo della Lega in